Oggi il Consiglio regionale partecipa e sostiene questa iniziativa promossa dalla Marcianum di Venezia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Una presenza oggi anche significativa di Don Luigi Ciotti per dare un segnale di speranza e di futuro alle giovani generazioni. Questo è un impegno istituzionale che anche noi condividiamo, perché la lotta per il contrasto alla mafia e alle illegalità sia un impegno quotidiano di tutti i cittadini, in particolare per i giovani e per le generazioni future. Le scuole e gli studenti che oggi qui sono presenti hanno iniziato questo percorso di coscientizzazione, di consapevolezza. Ad ognuno di loro è affidato un compito di sentirsi cittadini oggi impegnati in questa promozione della legalità con i propri comportamenti, partecipando alle attività sociali e culturali attraverso un percorso di crescita che li porta a dare per il futuro un segnale di speranza a tutti noi e a tutta la comunità veneta. È un momento di confronto, di ascolto. Sono ragazzi che provengono da diverse parti di questa stupenda regione, che tra l'altro è la regione in cui io sono nato. Ci sono delle domande che loro vogliono rivolgere e se io sono in grado porto il mio piccolo contributo. Un contributo su un tema che è stato proposto, quello della speranza, per guardare e per costruire un futuro. Non so quali saranno le domande, certamente rifletteremo insieme. Per me è molto importante dare un segnale ai ragazzi che la speranza è di tutti o non è speranza. E perché questo avvenga bisogna essere dei cittadini non in intermittenza, a seconda dei momenti e delle emozioni, ma cittadini più responsabili. Quindi la speranza ha bisogno della nostra responsabilità, ma soprattutto ha bisogno della consapevolezza che il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo tutti ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. E anche noi dobbiamo essere segni di questa speranza, assumendoci la nostra parte di responsabilità. Chiediamo alle istituzioni, alla politica di fare la propria parte. È importante la corresponsabilità, la disponibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi comuni, ma se non vengono raggiunti o se non vengono fatti, il nostro dovere di cittadini è di essere un pungolo propositivo per chiedere ciò che è giusto. Ma non basta chiedere alle istituzioni e dobbiamo anche aiutarci ai ragazzi a prendere coscienza di questo, perché c'è anche una parte di responsabilità che ci chiama in gioco noi. Non basta sempre chiedere agli altri, anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Allora 3 parole d'ordine, diciamo così, che non possono essere solo scritte sulla carta, ma che devono diventare carne, vita. La continuità nel fare questi percorsi, non sono delle parentesi, non sono risposte emotive, ci vuole più profondità e continuità. Seconda, la condivisione è noi che vince, non è opera di navigatori solitari. Terzo, la corresponsabilità. Allora questo è l'oggetto di una riflessione che vuole abbracciarci un po' tutti, coinvolgerci un pochettino tutti, perché il cambiamento che noi sogniamo ha bisogno di ciascuno di noi e noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento.